Va ora in onda Casa Stipancic. E cos'è sta roba? La sigla. Buono, va bene, ciao. È sempre quella, come ogni lunedì. Ma sei convinti? Sì, dai nonno, attendi ancora qualche secondo. Non si finì ancora. No, ancora un attimo di pazienza. E ora? Dai, ecco che inizia. Allora, Brian, come c'è? È andata bene a scuola oggi? Orca ciò, benone. Ah sì, beh, gazzapa 11 come voto. Questo è il solito. Bon, dai, vieni un pochettino qua a sentarti vicino al nonno. Ah sì, dai. Che così giochiamo un poco a carte, ti va bene? Ma non posso rimanere qui al computer? Beh, ma Brian gioca un poco anche col nonno, no? Sì, dai, ci facciamo un paio di partite a Gnagno o a Monighella. Anche bello. O se no, anche a Ruba Mazzetto. Ecco, dai, ciolti pure questo scagnetto, così ti senti vicino al canapè con nonno Ciano. Vicino al cosa? Il canapè là. Intendi forse il divano? Ecco, sì, quella. Ah, vabbè. Oh, bravo, vieni qua allora, così ti senti vicino di me. E dopo vi porto anche la guantiera coi crostoli e le fritole per sbecolare un poco. Ah, buona idea. Ho fatto io prima, sai? Eh sì, è tutto era da fa. Sì, logico che faccio io. Quale nuova? No, beh. Sicuro non fai tu che sei sempre là che ti pindoli? Ma sì, bon, dai Marisa, non fare la taccia anime adesso. Brian, adesso quando hai finito di giocare con nonno, fai una bella roba. Che cosa devi fare adesso? Porta qua dalla signora Pina vis-à-vis una piccia guantiera di crostoli che la piacciono. Sì, buona idea, così tu gli fai una bella sorpresa. Ma devo parlarle in francese? No, cosa mai? Va bene per italiano? Sì, cosa? Dai, vai dalla signora Pina vis-à-vis. Sì, vai, da bravo. E allora vis-à-vis non è il cognome? Già finito? Sì. Come? È finita la puntata, nonno. Ma mi volevo andare avanti, scusa. Vabbè, però non si può. Ah, è buona. Bisogna aspettare fino a lunedì prossimo. Ciao, mi non capisco sta roba. E allora?